e fanno 3 sconfitte in appena 5 gare. Non è proprio quello che ci si aspettava in casa Fortitudo. La squadra di Ciani perde anche al Palamit 2B nel primo turno infrasettimanale della Lega 2 Silver. Vince la Mobit Ferrara che si impone per 73-51 su una Moncada apparsa alla deriva. Gara di sola marca emiliana, gli uomini di Ciani in attacco sono stati inconsistenti, merito anche della difesa di Mais e compagni. Casadei il migliore, Von nullo. Agrigento prova con una formazione operaia nell'ultimo periodo, ma la maggior qualità degli estensi emerge. La partita si chiude con un parziale di 18-0 in 5 minuti. Fino all'inizio del secondo quarto la Fortitudo è rimasta in partita 19-18, poi sotto le planche Furlani comincia a fare la differenza per la formazione biancazzurra con un Von in ombra, anche perché controllato a vista e notte fonda. Si va a riposo lungo con il punteggio di 38-26. Nel terzo quarto, girandola di errore al tiro, dopo 2 minuti Mocavero sblocca il risultato. Von continua il suo show in negativo, quarto fallo di Mocavero costretto al cambio. Piazza non ingrana, gli agrigentini non hanno nessun riferimento in attacco. Quando la Mobit riesce a distendersi in attacco il divario si fa importante, più 15. Agrigento in difficoltà evidente, in attacco è poca cosa, Ferrara difetta ancora una volta nel controllo di un vantaggio che potrebbe essere ben più consistente. 51-36, Benfatto e Casadei già 14 punti. Nell'ultimo quarto la Fortitudo ha uno scatto d'orgoglio, torna anche a -6 con Mian al 35esimo. Ferrara ha però più qualità e con Casadei Benfatto innesca un parziale, come detto, di 18-0 che chiude le ostilità, tagliando le gambe agli isolani che perdono fiducia e non segnano più per 5 minuti. Adesso è il caso di interrogarsi se la scelta di avere uno straniero soltanto in rosa non sia rischiosa in un torneo così difficile, dove proprio gli stranieri, americani in primis, fanno la differenza. Di sicuro c'è che Ciani è atteso ad un duro lavoro. Così proprio non va e si rischia di precipitare sempre più in basso, anche perché domenica i biancazzurri saranno di Scenacchieti, che incredibilmente ieri ha espugnato il parquet di Corato.